Tanto, mi chiamo Andreino Muzzello, sono nato il 29 aprile del 1922. La mia, ve l'ho già detto, ho fatto la scuola elementare, da poi non volevo andare a studiare, papà e mamma mi volevano mandare a me, non volevo andare perché credeva che non ve la devo fare. Invece, dopo di 3 anni, che era sempre in giro, in campagna, andando a cavallo, andando a pedaliare con babbo, le voi, tanto a un certo punto ho visto che è andato uno a studiare. E tanto ho detto, e chi sei stato con me studiando? Ed era peggio di me l'elementare. Tanto si è andato avanti questo, è andato avanti ancora io. E tanto mi sono iscritto all'avviamento professionale che era un tempio. E sono andato nel ritardo perché è stato il direttore che era Ieso, il direttore dell'avviamento, che ha convinto a babbo, dice va a venire Andrea a scuola, va a venire. E tanto ha detto, beh, se ve la faccio io, ve la faccio ancora io. E tanto sono andato per iscrivermi. Ma cosa è successo? Che il direttore ha detto, entra in Trento, in scuola, tanto ha detto, ma sono contratto da 3 anni senza vedere libri, senza nulla. E vedo l'insegnante di francese, in che ora era l'ora di francese. Ha detto, dice, stai venendo adesso, adesso noi stiamo già facendo le cose 90, stiamo già facendo le grammatiche in francese, come fai tu? Dice, beh, vieni alla lavagna, va. Ed io sono andato alla lavagna e mi ha detto, scrivi il presente indicativo del verbo avere. E io che era 3 anni senza pedalare libri, senza nulla, non mi aumentava nulla, manco vedere. E tutti, ma come ha fatto? Ma chi ti ha dato la licenza elementare, mi diceva. E ha detto la maestra che c'era allora, la maestra Francesca Solinas. Come ha fatto a darti la licenza elementare che non sai neppure il verbo avere? Il presente indicativo del verbo avere. Dice, alza la mano che sa il presente indicativo del verbo avere. Hanno alzato tutte la mano. Dice, allora tu non sai. Ma chi ti ha dato la licenza elementare? È tempo di finirle queste maestre che si vendono per qualche cosa, per un capretto, per un agnello. Dice, ha detto, ma io forse le sapevo queste cose, ma adesso sono venuto improvvisamente così. Dice, alza la mano, tutti hanno alzato la mano. E io dice, beh, allora, viene un altro, che cos'è il verbo? È andato un ragazzo, è andato e ha scritto lo presente verbo vero. Che cos'era? Io, tu hai e lì ha. E io fatto io. E quello lo sapevo anch'io. Come? Dammi il nome della maestra che ti ha dato la licenza elementare perché la voglio denunciare. E gli fatto una figuraccia male, insomma, e tutti ridendo, e tutti ridendo, e papà mi dice, ma come mai tu non hai fatto niente? Ma era 3 anni senza vedere libri, senza fare nulla, non mi ammento più di nulla di queste cose. E quasi quasi mi sono posto a pignire. E l'insegnante di francese mi ha detto, vai all'ultimo banco. E mi ha mandato all'ultimo banco. E tanto io sono stato male che la sera quando sono tornato a casa da poi, perché da tempo a falaggio, a fare in bicicletta, ho detto non vado più a scuola, gli ho fatto una figuraccia, ma l'ho mandato lo presente dell'indicativo del verbo avere e al momento non mi mancava nulla perché non potevo inventarmi delle cose così. E tanto ho detto, beh, ho già fatto che si sia sforzo. Ho preso il libro, ho violato il verbo avere, verbo essere, presente, imperfetto, futuro, eccetera, insomma. Mi è bastato da uno sguardo alla grammatica che me ne sono subito ammentato. Però questo insegnante francese mi ha posto all'ultimo banco e non mi ha mai più interrogato. Tanto io in tempo vedo una cugina mia che era vende francese, che va in Sassari pure, è dottoressa. E le ho detto, tu hai fatto un po' di francese, imparami queste cose perché gli ho fatto una figuraccia oggi. E tanto mi ha fatto vedere tutte le verbe, mi ha fatto vedere le cose, è venuta alla fine del trimestre.
l'insegnante di francese mi ha detto, beh Muzzedo, lo sai adesso il presente indicativo del verbo avere? Ed io gli ho risposto sì, viene. Sono andato, mi ha interrogato, mi ha detto il presente, dice ma questo lo sai adesso in italiano? Io, tu, ma in francese? No, ed io gli ho detto no, lo so anche in francese. E dimmi in francese, ed io pronto, je ti ai là, nous avons il zon. Eccetera. Dimmi l'imperfetto, se avete, eccetera. Insomma, gli ho detto tutti i verbi, perché gli ho detto non voglio fare nulla all'altre materie. Però a questa femmina che mi ha detto che era una zenone in francese, che volevo denunziare la maestra che mi ha dato l'elementare, a chi se ve la doveva pagare? E poi, insomma, io dopo ne ho approfittato, questa femmina alla fine del trimestre mi ha tornato a chiamare, Muzzedo, allora, dice, dimmi, dice, naturalmente, ed io, insomma, ho fatto un'interrogazione perfetta, vedi? La professoressa mi ha detto scusa, dall'ultimo banco mi ha portato torno allo primo banco. Allo primo banco e ogni tanto mi dice a me, quando interrogava qualcuno che non rispondeva, diceva a me. E io proprio non ho fatto quasi nulla all'altra materia, ma lo francese l'ho fatto bene. E così, ma io ho fatto 3 anni con questa femmina che diglielo Muzzedo, diglielo tu, quando magari io non lo sapevo, guardavo, è una profetata, insomma è stata un'avventura l'impatto che ha avuto da poi di 3 anni che non aveva preso più libri, più nulla, era sempre glutine elastico, per tirare il cielo, no? Cosa, si scendi nidi, sempre così. E così dopo piano piano mi ho fatto l'avviamento e vuol dire 3 anni e poi sono andato a Sassari all'agraria. Sassari all'agraria, ho fatto l'agraria, sono diventato perito agrario, dopo sono tornato, che mi arragnavo fare una cosa per l'altra, poi sono contratto la scuola e ho comprato fare l'insegnante praticamente. Oggi non era come va, era tutto un petrato, tutto luselciato, tutto petra, tutto coso. Non era come aveva fatto, l'hanno tornato a fare in pietra, ma ben fatto, prima era una cosa così. Era un paesetto sempre di 1500 abitanti, sempre poco sviluppo, poco industria, c'erano un po' che lavoravano nell'usuro e poi c'erano dei muratori che facevano altre cose. Il resto erano tutti contadini, andavano in campagna a lavorare, tutti dopo in naggio, ognuno aveva la capra sua per il latte, per cosa, per il caprito, per la vesta, tutti si facevano lo polco per poter la garra, vero? Perché dopo si ammazzavano tutte le polche allo stesso tempo per fare le cose. Tant'è vero che intorno al paese erano tutti chirini, cioè localetti chiusi onde era lo porco che lo avevano mangiato ogni dì e dopo si via, dopo che lo ingrassavano, dopo di 2 o 3 mesi, l'ammazzavano era così. Però il paese non era pulito a bello perché proprio quando eravamo noi minori, qualche porco ancora era liato e laianna delle padrone, ma che se ne abbiamo conosciuti un paio, 2 o 3. Poi piano piano invece di portarne fuori, il paese è andato più pulito e cose così. Ma poi hanno fatto 2 fabbriche di tesoro, cioè la gente ha lavorato con l'usuro e piano piano ha cominciato a migliorare e a fare cose, ma sempre a livello non di industriale, vero, sempre a livello artigianale, perché erano operai che andavano a fare le quadrette, lo solo lavorato a Corido, con lo solo hanno lavorato non bene. E Aglio era un paese dove si sempre allegro, perché si facevano le valle, tanto si facevano le valle continuamente, tutto lo che lasciava le valle in piazza,
le mani, le vade tunde, le vade che aveva figliolemo un volta in videolina, in televisione, tutte, tanto il naglio li facevano tutte le domeniche padane, escluso lo statiale, escluso l'estate, vero, non si faceva nulla. Ma si divertiene, un paese povero, ma che si divertia, sempre allegro, sempre cosa, nonostante, ripeto, la miseria e le cose eccetera, erano sempre allegri, magari qualche volta fammiti, ma allegri. E all'inizio c'erano i suonatori dell'organetto per ballare, per badare e per divertirsi. Da poi sono venute le chitarre, le mandoline, le violine, il Tonino per esempio che suonava bene lo mandolino e lo violino e si riunivamo nelle case e si badava tanto. Bastava un mandolino e una chitarra che badavamo tutta la sera e badavamo ancora di notte, ci divertiamo così. Era un paese di il tutto, ancora senza denaro, ma un paese di il tutto, stagliamo bene, insomma, eravamo sempre allegri, sempre cose così. Tutti hanno imparato, da poi hanno fatto la banda, dai, è stata una banda che hanno fatto subito, si sono iscritti tutta la musica, si sono imparati tutti, e tanto tutto hanno suonato, tutto hanno fatto, e la banda era un paese insomma allegro, un paese che si divertiva. E poi la banda ha cominciato a il suo nome ed è uscita a suonare a tutti i paesi che c'erano in Gadure, fuori erano chiamati fuori, all'Anglona, da ieri un po' ad ogni luogo a suonare alle feste patronali, no? E quindi era un paese di il tutto, ripeto, povero, con pochi soldi, ma sempre allegri, sempre divertenti, sempre badende, fende, perché da poco tutti si sono imparato a suonare la chitarra, lo mandolino, lo violino, come si badava continuamente, bastavano 4-5 anni, ci riuniamo in una casa, erano 7-8, magari 4-5 uomini e 4-5 maschi e badavamo continuamente, sempre allegri. E canzoni da ballo c'erano, ma io quando mi lamento, come cantante badente sempre che compare con Marisemmo di Santo Ioanne Fuoco, perché Santo Ioanne Fuoco è il giorno di San Giovanni, no? Si va da e quando brincavamo tutti, perché si portava tanto la brundedda, no? La brundedda è una cosa vegetale, si bruciavano e saltavamo e tutti compare con Marisemmo di Santo Ioanne Fuoco, cioè ci dagliamo la mano uno con l'altro, maschi e femmine, ed erano i compari, da questo momento dopo quando usciamo ci chiamavamo i compari e comari, perché tutto a mano, maschi e femmine, vadamo e saltavamo le fuochi e ci pedavamo a compari e a comari. E ci divertiamo così sempre, badavamo spesso, il naggio si badava, perché le domeniche badavano l'anziano nella piazza, sempre lo baddotundo caratteristico delle bande antiche, ma noi che da mia, cominciando ad essere più moderne, badavamo le valse, le mazurche, le steppe, le tanghe, ecco. Cominciamo a badare in casa così, in case private, in case... e ci divertiamo così, era un paese di il tutto, ecco. Babbo e mamma, sono stato un poco fortunato nel senso che babbo e mamma, quando si sono cogliuvati, babbo le è toccato un pezzo di terra la campagna che è una specie di stazzarello con tanti animali, un poco di capre, un poco di pecore e un poco di acche. Mamma lo mettesse, mamma che era maratona di mamma da un vedo, quando si è cogliuvata è ancora qualche vacca, qualche capra, insomma, qualche pecora. Si sono uniti babbo e mi dì che essendo minori, babbo e mamma, hanno vissuto sempre, si chiamano proprietari, perché noi abbiamo questo lugaretto così, magari come terraggio venne a Bedo, era ancora 100 ettari, però era tutto a lungo, la Sarra, in Bonaita, in questi luoghi. Però era luogo di capre, poche acche, poche pecore, poche posche, però abbiamo tante posche. Una ventina sempre di pecore, una trentina 50 capri e tante acche finte, 30 bestiazzine, insomma. E che noi dimmo che in casa
non abbiamo conosciuto mai la fame, sinceramente, in casa mia, perché papà e mamma quando si sono uniti, gli hanno detto che cosa? E ci chiamavano i proprietari, e campavamo così, noi campavamo discretamente, gli altri travagliavano e campavano, ripeto, sono stato fortunato nel senso che non sono mai andato a travagliare a conto d'altri, insomma, se rendiamo conto le cose nostre che abbiamo in casa e campavamo così. Da poi invece che sono diventato umano, che mi sono diplomato, eccetera, tanto ho cercato travagliando via, sono stato travagliando con la forestale, sono stato facendo cantieri regionali, cantieri comunali, come capo così, di cose così, cantieri di un mese, di 2 mesi, 3 mesi, dipende. Fin tanto che piano piano, dopo sono stato in lavoro forestale in Vignola, andando a Santa Teresa, che hanno fatto il rimboschimento perché vera Rena Maiori c'erano nelle sabbie manne, vedono. E queste sabbie erano piano piano, erano arriendo alle case dei proprietari. E tanto hanno protestato, tanto è intervenuta la regione, ha fatto con un bel operaio che cosa, e hanno cercato di imbrigliare la sabbia all'imbrigliamento della sabbia e chi mi hanno chiamato, mi sono costato circa 3 anni io, imbrigliando le sabbie, si facevano le siepi, è vero, e siamo riusciti a fermare la sabbia, siamo riusciti a fermarla la sabbia. Allora, l'ogoro d'aglio, io l'ho conosciuto da minore, perché fortunatamente mio nonno, faceva parte dell'ogoro. Da poi che è tramontato mio nonno, faceva parte dell'ogoro babbo. Da poi di babbo, che è tramontato babbo, faceva parte dell'ogoro mio fratello. E quindi sono sempre stato in mezzo alle cante, sempre stato in mezzo alle cante. E quindi sono tutto elegante perché tutte le cose che cantano, perché una di venivano a casa a cantare, si allenavano in casa, un'altra di venivano da mio nonno e cantavano da mio nonno. E quindi sono tutto, ripeto, perché erano mio nonno mio cantori, babbo mio e mio fratello. Mio fratello è stato ancora guido, ancora ha fatto parte del coro, vero? E quindi sono tutte le cose, e cantare queste cose così, generalmente erano le cose innanzi all'amore, innanzi alle cose così, sempre alla buona, insomma, ed erano sempre canti d'allegria, tant'è vero, era pure una cosa che cantavano, bandera d'allegria, mai non allegria, del se dura l'amore, diceva la cosa, la canzone. Allora io sono andato a Sassari. Sono andato a Sassari nell'ottobre del 39. Sono andato e mi sono iscritto all'agraria. Dopo che ho fatto l'avviamento a tempo mi sono iscritto all'agraria. Era tempo bello ancora, era sempre così, un po' così perché si intradigano in guerra e tutti erano fascisti perché tanto c'era lo fascio, c'era Mussolini. Viva Mussolini, è pervenuto Mussolini e alla là, ed era a parte quello che si dice, allo manco il 90% era, poi noi le giovani, che noi abbiamo conosciuto a nulla, perché quando siamo nati noi lo fascio era già nascente, e abbiamo conosciuto sempre lo fascio, prima abbiamo fatto il figlio della lupa, dopo abbiamo fatto i Valilla, dopo l'avanguardista, dopo i giovani fascisti, e dopo siamo andati a fare la premilitare, sempre con le strutture fascisti, si imparavano le cose fasciste, si faceva smontare lo moschetto, dopo c'erano le cannone, si smontavano le cannone, le cose, perché ogni sabato io non potevo dire lo fascio, dell'altro ancora io ero fascista, nel senso che se uno non aveva la testa da fascista non poteva andare a scuola, quando uno andava a iscriversi a scuola, gli presentava la testa da fascista. E quindi eravamo tutti fascisti. E noi andiamo così, sempre così. Io non potevo dire un bel volta lo faccio perché veniva lo sabato, perché l'agraria onde ero, vera a scuola a mattinata e a sera. Lo sabato non vedo a scuola a sera, quando
quando cosa invece era nelle riunioni, si chiamavano le cose fasciste, a marciare, a fare, imparare esercizi fascisti. E a me mi dispiaceva questo, perché io ero in Sassari, un appassionato di cinema, mi andavo sempre al cinema, invece veniva lo sabato, non potevo andare al luogo perché lo sabato sera mi mattinata a scuola, a sera sempre a queste riunioni fasciste e ci facevano marciare avanti e indietro, così. Però era una cosa che a certi piaceva, io ripeto, mi piaceva tutto perché non avevo mai conosciuto la libertà di prima, non avevo mai conosciuto nulla, mi piaceva ancora a me. A me non mi piaceva solo perché era vincolato lo sabato sera quando ero libero, ecco. Ero vincolato e tanto mi dispiaceva. Mi dispiaceva perché diceva te, è la cosa libera, me ne sarei potuto andare a cinema, me ne sarei potuto andare a passeggiare, a fare la cosa, invece queste riunioni, marciando avanti e indietro, e smontare le moschette, e smontare le cannone, là, perché vedo sempre gli istruttori che smontava tutto, questo è lo pezzo, questo è lo pezzo, questo è il fucile 91, questo è, perché io non ero mai appassionato a queste cose, questa è la mitragliatrice, questo è il pezzo, la smontane, poi ci facevano montare noi, ma non è, e poi erano le cannone, sempre la GIL in Sassari, un momento come lo chiamano, vedo sempre la GIL che è un locale manno, dove si riunione, facciamo l'istruzione fuori, e poi queste lezioni in Antalagme ci le facciamo in dentro. Ci facciamo smontare le moschette, e poi montarle tutte fa. E così abbiamo passato la cosa in Sassari, sempre. E io stavo bene in Sassari perché mi piacevano le battute sassaresi, sempre le battute spiritose. Avevo delle compagne di scuola fantastiche, e un momento d'uno che posso dire là, che è venuto un certo Ferruccio Salisi, che è venuto una di Agio dopo anni e anni che erano diplomati, e mi ha cercato Naggio, mi hanno avuto subito, in Naggio tutti mi conoscono, ma vai Andrea, vieni, va un sassareso, dice, tende barzellette, la piazza del popolo, dice, dai uno spasso, vieni, cercando a te. Sono andato come ha visto, oh Andrea, ciao, come sei? Sempre ingrassando, a ossi però, e tutte quante sono posto lì, dice, sei sempre ingrassando, ma a ossi, perché io sempre magro, sempre questo peso, sono aumentato sempre da 60 kg in giù. E così io mi sto già bene in Sassari, ripeto, perché vedo le compagne brave, compagne che ci divertiamo, e poi abbiamo fatto una squadretta di calcio così, e giocavo ancora lo calcio, ma sempre ciappino, è sempre no, non eccellente, ecco. Praticamente come oggi. Praticamente come oggi, perché vedo che sto venendo così, ognuno ha la sua materia, e la mia materia che si chiama educazione tecnica, perché prima era esercitazione pratica, e poi hanno fatto l'educazione tecnica, perché ci hanno fatto fare un corso quando hanno fatto la scuola media unica, unificata, che hanno evocato tutti i tipi di avviamento, perché tanto c'è un tipo di avviamento a tipo industriale, avviamento a tipo agrario, avviamento a tipo commerciale, avviamento a tipo marinaro, insomma c'è tanti tipi di avviamento. Quando poi invece è venuta l'unificazione, che hanno fatto la scuola media unificata, unica, tanto tutti noi abbiamo dovuto fare un corso, che noi abbiamo dovuto fare un corso per l'abilitazione a insegnare la nuova scuola media, perché prima si chiamava avviamento, ripeto, tanti tipi di avviamento, per esempio in Tempio vedo l'avviamento industriale, in Pelfica vedo l'avviamento agrario, alla Maddalena vedo l'avviamento a tipo marinaro, e così c'era tanti tipi di avviamento. E invece, da poi, quando hanno fatto, noi abbiamo fatto un corso di 2 mesi, tutti quelli che noi, poi l'abilitazione e l'insegnamento, da poi la scuola media unificata, e tanto si chiamano esercitazioni pratiche,
E dopo l'hanno chiamata, avevano un momento come si chiamava nome, insomma, ci hanno fatto insegnare la scuola media unificata, ma praticamente le cose perché, ripeto, io me ne sono andato nel 65, però vedo che andare via ogni tanto, le cose sono praticamente le stesse, perché quando me ne sono andato gli ho lasciato uno che si è reso insegnante, che ancora è, e mi ha detto insegna sempre le stesse cose, perché ripeto, prima si facevano le cose secondo l'attitudine, secondo le logiche, non era sviluppato l'agricoltura, per esempio prima questo ovviamente tipo agrario che facevamo noi, facciamo i fangà, facciamo i zappalistelle, seminame, putame. Io per esempio l'agliento, quando sono stato all'agliento, la prima proprio quando ho insegnato, che vai un pezzo di terreno che non era io quando è venuto il periodo di putà, senza domandare nulla, manca lo prese, me ne sono andato a putà vigne di proprietari, una vigna di proprietario che era a fianco alla scuola, una vigna bella, non la sapeva ne putà, io modestamente credete di putarla perché avevo sempre in casa a me fratello e cose che avevano sempre putate e fatte, avevo sempre visto e da poi l'agraria si faceva putare e avevo imparato bene a putare. E tant'è vero che una di era putendo l'agliento, era putendo una vigna della guardia proprio, che vede la guardia comunale dell'Agliento. A un certo punto mi nego lo preside, siccome lo preside sta a Maddalena, io avevo l'abitazione in Maddalena, ma era preside dal Saghena, del Logosanto e dell'Agliento. Quindi io ci avevo detto a noi, guardate, io ho 4 posti, devo fare questo, questo e quest'altro. Voi cercate di comportarvi bene. Se qualcuno di voi un giorno deve mancare, lo faccia pure, vada pure, però non deve lasciare mai la scuola, la classe libera. Arrangiatevi tra di voi e se uno vuole un giorno se lo prenda senza farmi la domanda, perché fate la domanda, io abito, ripeto, alla Maddalena, ma sono quasi sempre ad Arzachena perché la sede centrale è l'Arzachena, poi devo andare a Logosanto, poi devo venire qua. E allora, tanto ci arrangiamo e generalmente lo tappabucche ero io, perché io generalmente insegnavo sempre il pomeriggio a Silentina, no? Mentre io insegnavo la mattinata, tant'è vero che ero una professoressa che quando mi dia a Riena la manzana dice ma sta arrivando Mutello il tappabucche, sta arrivando il tappabucche.